Oggi, nella rubrica di Veneto Grove Dialogando con, ospitiamo nuovamente, perché è stato già nostro ospite qualche tempo fa, Gianfranco Varagussa, che è il presidente della sezione CAI di Domegge ed è uno dei massimi esperti per quanto riguarda anche l'escursionismo, specialmente con le scuole. E oggi ci risentiamo per fare il punto sulla situazione e anche per parlare un momento di quello che sta succedendo col discorso del ritorno del campionato del mondo di sci 2021. Signor Varagussa, a che punto siamo con il CAI e con i sentieri? Ma allora, buongiorno a tutti, prima di tutto. Siamo a buon punto, il lavoro è stato fatto. Ovviamente, essendoci tante sezioni, ci sono alcune sezioni anche perché hanno avuto, come dire, dei danni molto più grandi già ancora da Vaia, ecco, che sono magari non hanno finito in modo completo il lavoro di ripristino dei sentieri. Noi abbiamo concluso 10 giorni fa tutto il ripristino dei sentieri e tra l'altro c'è anche un nuovo sentiero che abbiamo aperto in previsione dell'estate. Quello famoso del Pastore? Yes, quello del Pastore, che è un sentiero particolare perché come abbiamo impostato il lavoro della sezione, soprattutto per quanto riguarda i sentieri, non ci accontentiamo di, come dire, fare manutenzione ai sentieri per permettere, è importante che questo ovviamente, permetterne la fruizione da parte dei turisti. Abbiamo anche incominciato ad approfondire un po' quello che era la filosofia, quello che è la filosofia del sentiero, cioè il collegamento di fatto tra la storia, perché i sentieri non li facciamo noi, i sentieri c'erano già, erano stati fatti o per motivi di lavoro o dagli animali o dai pionieri, i primi che si sono avvicinati alle montagne. Per cui si tratta di un ripristino, ma soprattutto di fare un'operazione di tipo culturale per andare a scoprire il perché dei sentieri, cosa sono questi sentieri. Tra l'altro questo del Pastore mi sembra sia transezionale, diciamo così una parola brutta, che travalica i confini delle sezioni del CAI. Ma ecco, l'abbiamo fatto ovviamente nella nostra di area, nella nostra zona, ma questa è una filosofia che sta diventando, non dico vincente, però si sta espandendo molto per quanto riguarda tutte le sezioni del CAI, perché tutti si stanno rendendo conto che i sentieri sono effettivamente l'ultimo contatto con quello che è la storia della montagna. Il resto, soprattutto in Cadore, è stato trasformato dagli eventi sociali, culturali, economici. Si può dire così, come noi diciamo in un proverbio molto bello, ma che è realistico, che gli escursionisti sono come le galline, non hanno i confini nei piedi. Si può dire così? Sicuramente, anzi speriamo che questa cosa qua diventi sempre più importante da un lato e si espanda sempre di più. Noi dobbiamo fare in modo che gli escursionisti non riconoscano le Dolomiti solo ed unicamente per le eccellenze, per le emergenze, per le cose storiche, ma le Dolomiti sono molto di più, sono soprattutto storia, sono soprattutto paesaggi e paesaggi diversi, non ci sono solo le tre cime di Lavaredo, pur bellissime, pur importantissime per tutta una serie di ragioni, non c'è solo Cortina, ma ci sono anche piccoli paesi che hanno comunque altrettante cose importanti e molto esteticamente importanti da dire. Quella del Sentiero del Pastore Sì. mi è piaciuto molto perché da quel sentiero, dal pastore che ha dato origine al sentiero, è nato il rifugio Bayon, se non vado errato. Beh, sì, diciamo che è una storia collegata. Il pastore a cui abbiamo dedicato questo sentiero, che è Ceglio, era un pastore di Deppo, quindi neanche se vogliamo di Domegge, cioè non era cittadino, non viveva in una situazione centrale, viveva nella periferia della periferia, no?
Ecco, si vocifera che una volta nella sua vita è andato anche a piedi, ma questa cosa qui non è sicura, per capire con che personaggi abbiamo a che fare. Però è un personaggio importantissimo perché a questo punto rappresenta un periodo storico che è stato importante, perché se non ci fosse stato quel periodo storico, probabilmente buona parte della storia del Cadore non esisterebbe. Okay? Quindi importante da quel punto di vista, importante per il rifugio come collegamento, perché è stato, il rifugio nasce come rifugio, ma anche come casera, nasce con lui. Nasce con lui la vecchia casera, e nasce con lui il rifugio. Lui purtroppo non riuscirà a vederlo, nel senso che morirà esattamente 7 mesi prima. Però per dire, se oggi il rifugio ha l'acqua, cosa fondamentale per una qualsiasi struttura turistica, è perché lui ha suggerito a quelli che hanno trasformato la casera in rifugio che c'era l'acqua un po' più in alto, ma nessuno sapeva di questa cosa. Ha indicato la sorgente praticamente. Certo. Ecco. E quindi importante e determinante per una serie di cose. Poi è una storia molto particolare che verrà ripresa. Sì. Da quanto mi risulta, qualcuno sta scrivendo un libro anche su queste vicende. Sbaglio? Certo. Sì. No, sì, lo stiamo scrivendo. Ecco. Sì, avrebbe dovuto essere pubblicato in occasione, una delle tante occasioni, in occasione dell'inaugurazione del sentiero. Per le note questioni Covid e tutto il resto ci sono stati dei ritardi, per cui non riusciremo a farlo per l'iniziativa, ma verrà pronto sicuramente, diciamo, ottobre, e quindi a novembre ci sarà la presentazione che verrà fatta con una serie di altri libri, sempre di approfondimento culturale della zona, e il nostro volume, questa è un'altra delle cose belle di questa operazione, sarà editato da 3 sezioni del CAI: la sezione di Lozzo, la sezione di Domegge e la sezione di Calalzo. Quasi un miracolo, insomma. Beh, speriamo di no, perché se è un miracolo anche vedono pochi, se invece la cosa va avanti, ecco. Però questo libro non è l'unico nella sezione del CAI di Domegge. C'è quello del Sentiero del Cinquantesimo. Certo. E che cos'è questo sentiero? Il Sentiero del Cinquantesimo abbiamo già, oramai sta diventando un sentiero vecchio addirittura, anche se è solo un anno che c'è, e per la frequentazione oramai abbiamo superato di gran lunga i 150-160 passaggi, per cui per un sentiero alpinistico sono tanti. Perché è difficile. Quest'anno probabilmente avremo un calo, perché sempre per le note questioni sanitarie il bivacco Montanel, che è un po' il punto di partenza del sentiero, non potrà essere aperto, e quindi perderemo, tra virgolette, l'estate. Però già più di 30 persone sono passate e non siamo neanche all'inizio della stagione. Da 2 giorni si parla, non so se correttamente o a sproposito, dei pericoli che ci sarebbero a Cortina per l'ambiente, con il discorso delle Olimpiadi e dei campionati del mondo di sci. Come viene visto dal CAI locale, non dal CAI di Venezia, che a noi interessa poco, ma del CAI locale? Il dibattito è ovviamente grande, è ovviamente aperto, e coinvolge sia i livelli culturali e sia i livelli, le sensibilità dal punto di vista ambientale, che ci sono comunque, che sono importanti e determinanti all'interno del CAI. Non esiste una posizione ufficiale su queste cose qui, esiste una posizione ufficiale che è quella del CAI quello alto, ovviamente, che appoggia questo tipo di operazione, non in toto, però ha appoggiato di fatto questo tipo di operazione. Io posso dire quello che penso io, anche rispetto alle cose di cui si sente parlare, però si sente parlare anche da altre parti e si legge ovviamente sui giornali. La mia posizione è chiara e precisa. Io non ero d'accordo fin dall'inizio con questa operazione. E perché?
perché secondo me non si tiene bene fino in fondo conto di quello che potrà essere lo sviluppo di questa operazione. Cioè, se questa operazione lascia, se un'operazione del genere lascia qualcosa all'interno del territorio, è sicuramente la benvenuta. Io vedo poche possibilità che lasci qualcosa di positivo all'interno del territorio. Finora abbiamo visto che anche la carta, diciamo quella che avrebbe dovuto garantire la fattibilità ambientale, è, come dire, è molto poco presa in considerazione, o meglio, molti hanno pensato che all'interno di quella carta ci sarebbero stati i presupposti per fare un'operazione di tipo di rispetto ambientale. Invece questa cosa qui, fin dall'inizio nella carta, non c'è, perché noi, se analizziamo la carta, c'è, ok, un qualcosa dal punto di vista ambientale sulla questione del risparmio energetico, su queste cose qui che vanno bene, ci mancherebbe altro, però quello che non c'è è ad esempio il ripristino. Come faremo a ripristinare muri, strade, che stanno diventando tante? Perché il problema, no, molti vedono la progettualità solo ed unicamente sull'impianto, sulla pista, ma per poter fare quell'impianto, quella pista, ci sono tutta una serie di percorsi di servizio che devono essere fatti per potersi muovere. È l'insieme della cosa che non che fa fatica, che fa molta fatica a reggere. E poi c'è quanto effettivamente incrementerà l'operazione turistica che ci può interessare dal punto di vista economico in zona. Questo è un grande punto interrogativo, perché finite le Olimpiadi... No, noi, guarda, io quando ero presidente della sezione Cadorina d'Italia Nostra, ci siamo trovati davanti a un dilemma: se consentire o meno la costruzione di impianti di risalita sul Termo. E la sezione si è posta un problema che l'ha risolto con un sistema molto così praticissimo, che noi chiamavamo allora la croce di Adenauer, cioè fare una croce, mettere a destra i vantaggi e a sinistra gli svantaggi. Certo. Tirando la somma, si vedeva quello che era il vantaggio per il territorio o lo svantaggio per il territorio. Uno di questi vantaggi era quello che ci fosse il lavoro in loco, che le ditte che lavoravano fossero del loco, non arrivassero dalla Germania, non arrivassero da Canicattì, ma fossero del loco. Molte decisioni le abbiamo prese proprio facendo questo ragionamento, guardando il futuro dei nostri figli, non il futuro di chi vive a Roma o chi vive a Nuova York. Adesso non so in questo caso se Cortina ha fatto questo tipo di ragionamento o meno. Io sott'occhio quello che può essere la situazione, ad esempio, occupazionale per quanto riguarda il settore del turismo, e noi abbiamo avuto dei grossi problemi. Ad esempio, si sa che il 60%, quindi più della metà degli operatori turistici e albergatori di Cortina non sono di Cortina, sono o grandi società, o società che arrivano da altre parti del territorio. Questo vuol dire soprattutto che utili, avanzi di gestione, tutte queste cose qui arrivano da altre parti del territorio. E poi lo vediamo ovviamente su orari di lavoro, cioè su tutte le questioni che riguardano proprio i rapporti di lavoro. No? Allora, come sono le paghe? Minimo sindacale. Come si fa ad abbassare la paga? Si riducono le ore, perché è questo. Ok, ore che invece il lavoratore dà sempre come disponibilità, quindi è una riduzione effettiva del guadagno, dello stipendio. E poi ci sono ovviamente le ore, ma queste cose qui sono sempre successe. Ok, si sa che il settore del turismo è un settore, tra virgolette, di attesa, dove magari ci sono dei momenti in cui si lavora molto e momenti in cui si lavora poco, quindi il lavoratore non è stupido, fa il bilancio dell'operazione e dice mi conviene, non mi conviene. Il problema è che oggi in Cadore siamo in una situazione dove non si può fare questo bilancio qui, perché non c'è altro da fare. E allora bisogna sottostare ad una serie di regole non scritte, ma neanche delle regole classiche dell'economia, quelle del dire a un giusto lavoro un giusto salario. Anche queste cose qui, cioè non si vede, ad esempio,
quando finiscono le stagioni, noi abbiamo il settore del turismo, no, spara, dice, oh, quest'anno abbiamo fatto il 15% in più. Sì, ma dal punto di vista del valore lasciato sul territorio, qual è? Niente. Ma Perché neanche, per i lavoratori è sempre sì, tutto sì, perfettamente uguale. ma neanche per chi ci guadagna, però, Certo, ecco, anche perché sì, sì, non per niente ci sono tanti banchieri svizzeri e austriaci che gravitano su Cortina. Ci chiaro, sarà un motivo, no? certo. Non c'è il Sì. pericolo che una parte di questi guadagni vadano a finire all'estero, in No, secondo me non quasi c'è paradisi pericolo, è una fiscali? garanzia. Ha una garanzia, addirittura. Siamo proprio messi bene allora. Sì, sì, sì. No, ecco, chiudendo il discorso, anche perché bisogna essere anche onesti, dire che il movimento che si sta creando attorno a questi due Certo, eventi certo, importanti certo, sono gli certo. unici che possiamo dire che in Cadore in questo momento può tornare utile sia a Sicuramente. Cortina che in Cadore, ma nell'intera provincia di Belluno. Certo, E qua c'è un discorso che si fa in questi giorni. La televisione RAI e la Regione Veneto hanno fatto dei contratti per reclamizzare il turismo del Trentino. Allora i certo. cadorini e i bellunesi dicono: sì, ma si vede sempre il Trentino, il Belluno non si vede mai. Ma allora io a queste persone faccio: ma quanti trentini ci sono? Certo. Quanti Belluno ci sono? Se dobbiamo guardarli siamo in 5, dalla Val Belluna all'Alpago, al Cadore, Sì, a sì, 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 Cortina. sì. Allora, come si può promuovere unitariamente un'iniziativa se siamo in 5 che dobbiamo dividerci? No, dividerci la torta, Certo, dividerci nella promozione. Il Trentino ne fa certo. uno solo e basta, chiuso. Ma questo qui è un problema, come dire, è un problema vecchiotto, cioè quello del fatto che comunque la montagna bellunese conta come il 2 di Picche a Briscola, quando la Briscola è fuori però, perché se Sì, fosse sì, Picche sì, sarebbe magari un'altra qualcosa si cosa. riesce a Sì, fare, sì, no? sì, Ecco. sì. Il problema Sì. è che non c'è il minimo di riferimento. Cioè, faccio per dire un esempio parlando di sentieri. Noi è 2 anni che il finanziamento che dovrebbe arrivare per la manutenzione dei sentieri non arriva alle sezioni. Cioè, se noi dovessimo stare ad aspettare i soldi delle istituzioni, hai capito? Cioè, noi non faremo neanche la manutenzione ai sentieri. Non Ma solo non come apriamo mai nuovi. questo? Come mai succede questo? Stiamo cercando di capire. Ma manca la fonte, il finanziamento o c'è in loco qualcuno che li ferma? Stiamo cercando di capire, qualsiasi cosa sarebbe un azzardo, perché fin quando non c'è la carta, la famosa carta che canta in mano, è È difficile dire inutile qualsiasi parlare, è cosa. inutile parlare. Allora Però facciamo così, sta di sì. fatto che la considerazione è che da 2 anni non arrivano soldi Allora dalle facciamo così. istituzioni Ci per la diamo manutenzione. nuovamente appuntamento con Gianfranco per quando avremo in mano una carta che ci dica perché non arrivano questi soldi qua. Allora noi Certo. partiremo da quello per sviluppare un altro tipo di ragionamento. Io ringrazio Gianfranco Valagussa per il suo Grazie a voi. intervento, anche perché ha chiarito agli ascoltatori, e so che sono numerosi in questo momento che ci seguono, quali sono i reali motivi non politici che vanno avanti sulle nostre spalle. Grazie a Gianfranco, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie a Veneto Globe che ci consente questi ragionamenti. Grazie a tutti, arrivederci.